mondiale della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco. Vince la 50ª edizione del Palio del Recioto l'austriaco Georg Breitler. Regale come per tradizione Georg Breitler vince, secondo Salvatore Puccio, terzo Stefano Locatelli. Niente, ci tenevo tanto anche io perché l'avevo vinta già 2 anni fa, era il primo obiettivo vero della stagione e stavo pedalando forte in questo periodo. Purtroppo un po' le condizioni atmosferiche così e anche in salita sono riuscito a fare la differenza, non sono riuscito a prenderlo il vincitore per una trentina di secondi neanche, poi in discesa non sono riuscito a recuperare. Stefano, una domanda che ho fatto a Salvo Puccio, non avete forse creduto sulla fuga dell'austriaco? No, all'inizio i miei compagni hanno tirato un po' per guadagnare comunque sulla fuga dei 10 che era arrivato a un vantaggio importante. Poi quando abbiamo finito l'ultimo giro avevo solo un compagno Zardini che mi ha dato una grossa mano e comunque non c'era più nessuna squadra che poteva lavorare, ci siamo un po' fermati prima di puntare l'ultima salita. Hai dimostrato comunque che Stefano Locatelli c'è e come. Ora ti prego cortesemente. Fabio Aru, team Palazzago, dopo le fatiche della Coppa delle Nazioni ti abbiamo visto protagonista anche qui a Negrar in finale di corsa molto avvincente, vero? Sì, anche questo gesto è stata una gara abbastanza dura anche per il tempo che sul finale insomma l'ha un po' condizionato e niente, il sesto posto che è incoraggiante, dai, oggi non stavo proprio benissimo e comunque sia dai, sono contento di questo risultato.